Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci troviamo qui a Rore per questo incontro con dei testimoni del soccorso nel terremoto del Friuli di 50 anni fa. Di fronte a noi abbiamo un socio alpino che adesso si presenterà e ci racconterà un attimino la sua esperienza di quegli anni. Prego. Dovetta Guglielmo, ho fatto il militare, sono partito il 9 marzo, dato Tolmezzo, ho fatto il CARE a Caserma Cantore, poi ho fatto il corso autisti a Caserma del DEI e poi sono al corpo Venzone, Caserma Perullio, battaglione Tolmezzo. Benissimo, quindi quando è avvenuto il terremoto del Friuli nel 6 maggio del 76, tu eri in servizio militare. Ero a Tolmezzo, Caserma del DEI, e poi qualche giorno dopo, finito il corso autisti, sono andato a Venzone. Perfetto. Come hai conosciuto, sei venuto a sapere di questo terribile evento? Allora, eravamo in libera uscita, erano verso le 9, 9:10, una scorsa prima che i coppi hanno cominciato per la strada, poi l'altra scorsa più forte, poi è suonato l'allarme, siamo rientrati immediatamente in caserma tutti, cercato di portare via qualcosa da incamerata, qualche coperta, perché non si sapeva se si poteva dormire, come si poteva fare, una cosa l'altra. La notte è passata quasi così, poi al mattino alle 4 siamo partiti per i soccorsi dei paesi vicini. Ecco, cosa ricordi di questa esperienza qua? Con chi sei andato in queste località, dove hai operato? A Tolmezzo diciamo che è un paese colpito ma poco, proporzionato poco. I paesi più colpiti, l'epicentro era il Monte San Simeone, che praticamente attorno c'era Usoppo, Gemona, Venzone, Calvazzo Carnico e Trasagis, i 5 paesi, e Buio. I 5-6 paesi più colpiti erano quelli. Il primo giorno ci hanno mandato a Trasagis, ricordo sempre, a soccorrere la gente, a cercare di tirare fuori chi sentivi gridare, chi la cosa l'altra. E Trasagis è un paese fatto un po' in salita così. E c'era il campanile della chiesa che tutte le scosse da un colpo e noi a scappare e poi da lì avanti. Mi ricordo una cosa brutta, non bella, quando c'è stato il Covid a Bergamo che facevano vedere le CM, ho pensato a noi che caricavamo anche le barre sui CM per portare a Udine per il riconoscimento. E non è che... Sì, perché probabilmente questo tipo di attività, a differenza di quello di altre persone che sono state e saranno intervistate in questo incontro, era più che altro di recupero purtroppo di chi era rimasto sotto le macerie, quindi anche purtroppo la maggior parte dei 900 passamorti del terremoto del Friuli. Qual era in questo momento qua, in quel momento lì, il rapporto che avevate con la popolazione? La gente molto brava, ci rispettava molto, era contenta, ci lodava che gli davamo aiuto, non c'era né acqua né niente, se poteva si procurava qualcosa da bere, perché c'era tanto più quei giorni lì, subito i giorni dopo un caldo terribile, avevamo ancora il maglione lì che non potevamo neanche cambiare divisa perché era tutto sotterrato. Può pensare che io ho fatto la prima doccia, l'ho fatto un mese e mezzo dopo. Comunque con la gente un bellissimo rapporto, brava gente. Ecco, se devi fare un attimino un assunto di quello che è stata la tua esperienza, ecco, soprattutto cosa ti ha lasciato quell'esperienza lì, soprattutto per il fatto che è stata un'esperienza di un dramma di una popolazione, di una regione italiana molto laboriosa, molto operosa, e soprattutto cosa ha influito questo periodo sul corso della tua vita successivamente? Diciamo che la gente è stata molto volenterosa, anche nel ricostruire in tutto, e poi si vedeva, non so, uno dà una mano all'altro, è la cosa più bella che c'è, che vedere la gente che collabora uno con l'altro, che cercava di rendersi utile in tutte le maniere, come facevamo noi, facevano tutti. La gente che aveva tanta voglia di ricostruire, tanta voglia di riprendersi, e
anche se quei giorni lì sono stati un po' duri, che dico la verità, sarei ritornato più Brusasco, sono contento dell'esperienza perché la NAI è stata una cosa utile. Certo. Ecco, portando quella terribile tragedia da allora, portandola ai giorni nostri, ritieni che oggi come oggi sia possibile una risposta analoga di mobilitazione volontaria? Io penso di sì, tanto più che allora non c'era protezione civile, che è stata fondata l'anno dopo da Zamberletti, lì, che tra l'altro era anche Friuli. Poi con tutte le associazioni che ci sono, penso che un coordinamento dei forze per fare qualcosa. Poi anche adesso abbiamo visto i giovani che anche nelle alluvioni qualcosa che sono andati da fare quei provvedimenti. Allora, io penso di sì, penso che si possa, tanto più che ci sono mezzi di comunicazione di più, anche come noi. Io sono stato 15 giorni senza poter telefonare a casa, perché c'è stato un ponte, abbiamo fatto un ponte radio con Udine, poi si aspettava da Udine che ti dicessero, ti mettessero in linea. Certo, sì, sicuramente 50 anni fa le modalità di comunicazione erano anche, quando succede un dramma di quel genere lì, sono sempre complesse, però 50 anni fa lo erano ancora di più, perché non c'erano i sistemi che c'erano. I nostri paesi qua, non so, come San Pedro, Sasso, la parte vecchia, Venzone, era un tipo di paese così, è stato un mucchio di pietre, certo. Da noi entrare. Infatti erano arrivati da Aviano gli americani lì dell'aeronautica, ci hanno dato il paese per la questione del sciacalaggio. La popolazione era tutta in tendopoli vicino alla stazione, facevamo da mangiare in caserma, portavamo fuori la popolazione. Certo, quindi sì, proprio un tipo di aiuto, mentre quell'altro, diciamo, l'aiuto portato dai volontari, passatemi il termine, civili, era un tipo di attività più legata alla ricostruzione dei luoghi. Quello che facevate voi come militari era un supporto. Una nuova abitazione, perché noi eravamo... eravate addetti al supporto, diciamo. Certo. Ecco, a fronte di quell'esperienza lì che hai avuto, cosa puoi trasmettere alle nuove generazioni? Ma vi dico che ho visto anche nelle riunioni che continuano così, che cerchino di darsi da fare, perché aiutare gli altri è una cosa bella infine. Certo, sì. Beh, diciamo che con i giovani l'abbiamo anche visto recentemente, purtroppo nelle calamità che hanno colpito l'Emilia Romagna recentemente. Forse 6 mesi di naia gli aiuterebbe ancora di più. Sì, questo ovvio. Va bene. Niente, grazie per questa tua testimonianza. Ti ringrazio da parte della sezione di Saluzzo, che appunto partecipa nell'ambito del primo raggruppamento alla raccolta di questi racconti di persone che hanno vissuto in prima persona l'esperienza del terremoto del Friuli. Grazie. Grazie a lei.